Ci troviamo al Teatro Verdi di Padova, un teatro inaugurato nel 1751 che ancora oggi ci accoglie con la sua bellezza affascinante. Questo è il luogo in cui ha sede anche il Teatro Stabile del Veneto, che comprende, oltre al Verdi, il Goldoni di Venezia e il Mario del Monaco di Treviso. Palcoscenici dove sono passati tutti, hanno emozionato in molti e dove le storie e le cronache si sono incrociate e si incrociano con lo stabile. Ed è qui, affacciati nello spazio scenico di questo luogo, che incontriamo il presidente Beltotto e dove ci nasce subito spontanea una domanda. Che cosa si prova, che cosa significa rappresentare tre teatri così importanti? Beh, io rappresento tre fra i più importanti teatri del Veneto perché nessuno deve dimenticare che a Verona c'è il Teatro Romano che ha circa 2000 anni e che a Vicenza c'è quella grandiosa opera palladiana che è l'Olimpico. Però effettivamente noi abbiamo in gestione dai nostri soci fondatori la Regione e i tre comuni, Padova, Venezia e Treviso, tre bellissimi teatri che hanno una grande storia. Qui siamo al Verdi, questo è un teatro di fine metà Settecento, anzi guardate, vi faccio vedere anche questa, che è una delle stampe più antiche che dimostrano il prestigio e l'età di questo teatro, che è stato dedicato a Verdi. Si chiamava Teatro Nuovo, poi venne dedicato a Verdi intorno alla metà dell'Ottocento. Da qui sono passati i più grandi attori e le più grandi voci d'inizio del secolo scorso, del Novecento, fino almeno a tutti gli anni 60. Ecco, a proposito di questo era un passaggio sui luoghi, ma i palcoscenici, questi palcoscenici hanno visto registi, teatrali, produzioni, attori, attrici, che Beh, nomi... certo, ma basta pensare che il Teatro Goldoni è stato fondato nel 1621, quindi noi il prossimo anno andremo, scusate, nel 1622, noi fra un anno e mezzo andiamo a festeggiare 400 anni di vita del più antico teatro che in questo momento c'è in Italia, credo, e sicuramente nel Veneto, almeno dal punto di vista della sua fondazione moderna. E beh, insomma, è il teatro dove sono passati i grandi attori del Settecento, dell'Ottocento e del Novecento, tutti. Basti pensare che due fra i più illustri direttori artistici di questo teatro, del Teatro Stabile, sono stati Bosetti e Giorgio Gaber. Quindi questo dice un po' tutto, ma insomma qui tra i viventi non dovete far altro che una grande scelta. E il Del Monaco a Treviso è un teatro di grande tradizione lirica. Del Monaco ci fece il suo debutto Katia Ricciarelli, le più grandi orchestre, i più grandi direttori d'orchestra. Qui c'è solo da scegliere. Credo che il Teatro Veneto, basti ricordare che a Venezia fino almeno a tutti gli anni 50 c'erano quasi 40 teatri in funzione. Il Teatro Veneto è una grande realtà culturale di questa regione. Credo che non ci siano città, tranne le grandi metropoli, Roma, Milano, Napoli e Torino, ma insomma non ci siano città metropolitane come il Veneto che hanno questa ricchezza di teatro. Certo, teatri che rappresentano l'identità di Veneto, ma che hanno sempre avuto questa apertura, no? Questo respiro nazionale e internazionale Già, anche. io dico sempre che Venezia ha avuto due grandi figure nazionali e internazionali che si sono imposte nei secoli, uno è Marco Polo e l'altro è Cesco Baseggio. Cesco Baseggio, di cui a gennaio ricorderemo i 50 anni dalla morte. Ecco, Presidente, uno sguardo adesso lo posiamo su quelle che sono le professioni che girano attorno e che sono vicino a questi a questi teatri, le maestranze. Quali sono le professioni? Anche per dare un cenno ai nostri giovani, no? Che sappiano guardare anche non solo essere attori o attrici, ma ci si può avvicinare anche con altre professioni. Beh, intanto ce n'è una che ci manca, che è quella, parliamo di quella che ci manca, che mi pesa anche molto. Ehm, Quello che scrive, la figura di quello che scrive in forma teatrale, il commediografo. Questo ci manca, è una figura abbastanza rara in Italia in epoca moderna, mentre una volta sicuramente erano più presenti. Ma insomma,
Il teatro è una grande famiglia dove ciascuno fa un po' quel che deve. Dicendola ruvidamente, io faccio l'impresario, sono quello che conta i soldi, prima, durante e dopo, e che paga tutte le diverse forme di vita. Poi c'è il direttore artistico, che una volta si sarebbe chiamato capocomico, per dirla un po' a larghe fette. E poi ci sono i grandi saperi del teatro, i ciabattini, i costumisti, i sarti, i datori luce, e quelli che sono addetti alle tecnologie. Ahimè, purtroppo 2 su 3 dei nostri teatri in tecnologie insomma sono piuttosto carenti, ma sicuramente la Regione Veneto ci darà una mano a rendere questi teatri più adatti all'era moderna che a quella che guardandosi a ritroso. Quindi questo delle tecnologie, visto che abbiamo anche appena vissuto e vivremo ancora per un periodo delle difficoltà, abbiamo vissuto il periodo di lockdown, le tecnologie, soprattutto le tecnologie della comunicazione, ci hanno dato anche una prospettiva diversa, no? Ci hanno anche permesso di raccontare il teatro anche in un modo diverso, sempre Sì, senza non è accaduto eh, così, non è accaduto così automaticamente. Una parte della famiglia teatrale si è un po' ritratta, si è un po' ribellata, sostenendo con ovvie ragioni che il teatro si vive, si fa di persona. Io non sono d'accordo perché il teatro si fa dove si può, se si può fare sulla piazza virtuale lo faccio sulla piazza virtuale, se lo si può fare sulla piazza reale, magari anche al freddo sotto la pioggia, come ci è capitato, lo facciamo al freddo e sotto la pioggia, se lo si può fare in una sala che speriamo presto più comoda, lo faremo nelle sale comode. Il teatro è una forma di vita che come il virus va dappertutto. Certo, quindi questo suo passaggio mi fa venire in mente un pensiero da dedicare al pubblico, quindi lei sostiene che ovunque ci sia pubblico l'importante è che il teatro arrivi, no? Ah, certo, no. Guarda, io credo che per troppi anni abbiamo immaginato forme teatrali avulse dal pubblico. Come diceva Streller, il teatro sperimentale, sperimentatelo, poi portatelo sul palcoscenico dopo che avete finito di sperimentarlo. Molta autoreferenzialità, molta gente che pensava al teatro come una sorta di bancomat per sperimentare le proprie curiosità intellettuali. Al centro del teatro c'è il pubblico, se non c'è pubblico non c'è teatro. Molière, Shakespeare, Verdi e Brecht sicuramente pensavano al pubblico, non pensavano a se stessi. Ecco, un ultimo passaggio, un po' la parola che fa sintesi di questa domanda è prospettive. Al di là degli spettacoli che ci sono nell'immediato, che magari se vuole raccontarci un po' anche cosa ci sarà a breve, però provi a lanciare il suo sguardo un pochino più avanti, No, come no, si immagina. ma non è che provo, io sono qui per questo. Venezia deve diventare la capitale internazionale del teatro italiano, se non è questo, le lezioni che ci ha dato la Biennale in questi ultimi 20 anni su Venezia, capitale della cultura del mondo, sarebbero passate invano. Noi invece impariamo da quella lezione e diciamo che Venezia prestissimo deve tornare a essere una capitale internazionale del teatro, che vuol dire ospitare per capire cosa succede fuori e produrre per spiegare fuori che cosa succede qua. Padova deve diventare certamente una grande fabbrica del teatro. Qui dobbiamo fabbricare produzioni, dobbiamo fabbricare idee, dobbiamo dar vita alle idee e Treviso deve essere il centro di un terzo polo musicale che si affianchi con umiltà e rispetto alle fondazioni lirico-sinfoniche che però sono ovviamente più statali che metropolitane, che venete. Giustamente devono guardare ad altro tipo di pubblico, ad altro tipo di governance. Il tutto però tenendo presente che Verona, Vicenza, Rovigo e Belluno sicuramente devono marciare insieme con la regione e con un teatro metropolitano, ciascuno con le sue identità, perché sennò mi picchiano, ma insomma ciascuno con le sue identità, incominciamo a partire dalla nostra, che deve sicuramente rafforzarsi.
Ecco, noi siamo felici di ospitarla, questa è la nostra prima intervista curata dalla redazione di Cultura Veneto, il nuovo portale dedicato proprio alla cultura nel nostro territorio. Abbiamo provato a fare sintesi, che non è facile, lei con questa conversazione ce lo conferma, non è facile fare sintesi di quello che è la cultura nella nostra regione, ma ci abbiamo provato con 3 parole: ricchezze, percorsi e territori. Vuole affiancare un suo pensiero a queste 3 parole? Il percorso di questa regione non può che andare verso la ricchezza del teatro, che è patrimonio di tutto il territorio.